Ben ritrovati dalla redazione. I primi fiocchi di neve in Carso, ma soprattutto temperature più basse. Il freddo invernale, come preannunciato, è arrivato e sarà ancora peggio nei prossimi giorni. Tutto questo dopo una settimana piuttosto strana, sotto il profilo meteorologico, giornate rigide e nuvolose, alternate ad altre più soleggiate. Sono 10.236 le firme raccolte e consegnate dal coordinamento Salviamo il Burlo e la Pineta di Cattinara a tutte le istituzioni interessate, inclusi ministeri romani. L'obiettivo è chiedere una riprogettazione del nuovo ospedale, mai accettata finora nonostante i ritardi nel cantiere, che tuteli lo storico spazio verde ora destinato a parcheggio, una battaglia che i proponenti vedono legata a quella per la salvaguardia dell'IRCS pediatrico. Forte dei suoi numeri, il coordinamento chiede di essere audito a partire dal Consiglio Comunale. Poffabro è il luogo che rappresenta al meglio nel territorio regionale la tradizione della celebrazione del presepe, e quest'anno in maniera ancora più simbolica, 800 anni dal primo presepe allestito da San Francesco il 24 dicembre 1223 a Greccio, nel cuore della Valle Santa. La celebrazione è stata quindi particolarmente suggestiva, con la partecipazione della corale Livenza di Sacile e la voce narrante dell'attore e regista Luciano Roman. Lo ha commentato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante a margine della visita e della Santa Messa nella chiesa di San Nicolò nel borgo, nel comune di Frisanco. È importantissimo sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza stradale. Quella ideata dall'Automobile Club di Udine è una grande campagna che viene portata avanti insieme all'Udinese Calcio, alla quale va tutto il sincero ringraziamento. Il calcio e lo sport in generale riescono a veicolare in modo straordinario messaggi positivi. Avere l'Udinese, una delle immagini iconiche del Friuli Venezia Giulia a fianco dell'ACI e della regione per promuovere il rispetto delle regole sulla strada, è qualcosa di veramente eccezionale. Con queste parole pronunciate sul prato di Blue Energy Stadium prima dell'inizio di Udinese e la Sferona, l'assessore alle autonomie locali e sicurezza per Paolo Roberti ha voluto sottolineare l'importanza di questa partnership realizzata nell'ambito del progetto UDI for Safety FVG. Parliamo di basket. Chiude il match in 7 minuti la Pallacanestro Trieste. I biancorossi dominano dall'inizio alla fine, centrando il 6° successo consecutivo e confermandosi seconda. Luzier ritrova la pericolosità da 3 punti, finisce 69-87. Uno sguardo in chiusura dunque alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna. Cielo poco nuvoloso, ma in giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente da ovest e dal pomeriggio avremo cielo in prevalenza nuvoloso. Di notte al mattino freddo con intense gelate in pianura e in montagna. Le temperature potranno localmente scendere anche sotto i meno 10 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo, ed è tutto per il nostro appuntamento con l'informazione dal nord-est. Grazie per averci seguito. A più tardi.